Siamo giovani, navighiamo da fermi sul web, viaggiamo con treni e Flixbus per frequentare l'università a Roma, Milano, Padova. Concerti, raduni, flash mob ci catapultano nel nostro presente. Tutto scorre veloce, tutto cambia con un click. Verissimo, ma alle feste di paese, quelle che si ripetono ogni anno, il tempo sembra fermarsi, eppur ci travolge. Perché sono forse le uniche occasioni in cui si radunano tutti, in famiglia e in comunità, giovani e bambini, adulti e anziani. Abbiamo voluto capire come e perché, attraverso un viaggio in Alto Friuli alla scoperta delle radici delle feste. Quelle che nell'antica civiltà contadina scandivano il duro lavoro, concedendo rari momenti di svago e creatività. Un viaggio attraverso le storie di 7 feste, quasi tutte ancora praticate, tra originarietà e innovazione, che da dicembre a settembre sottolineano l'atteso valore della rinascita con la bella stagione. 7 feste per 7 emozioni. Sono fissata con le erbe, con il loro potere terapeutico ed il benessere attinto direttamente dalla natura. E allora smanetto nel web, alla ricerca di news, di istruzioni per tisane e decotti, impacchi e rimedi. Tra un sito e l'altro mi si è aperta una finestra sulla festa delle erbe di Forni di Sopra e ovviamente a giugno ci sono andata, trascinando le mie amiche. 4 giorni dedicati alle erbe spontanee di primavera per scoprirne i segreti in campo alimentare e officinale, anche attraverso passeggiate botaniche alla ricerca di profumi e colori di erbe e fiori. È stata un'empatica immersione nel verde, sulla scia di una memoria di tempi antichissimi, quando già da maggio si celebrava l'apertura dell'estate con feste dedicate a Cerere, la dea dei campi, e a Flora, la dea dei prati. Il tutto legato al ciclo vegetativo di Tellus, la dea della terra, che all'insegna della fertilità enunciava il principio femminile che lega e rinnova i cicli naturali. Come accadeva in estate, a Forni di Sopra, fino alla Prima Guerra Mondiale, con la stela, la rappresentazione popolare della natività cristiana, unita a culti animistici legati alla fecondità del mondo agropastorale. Una fecondità spontanea, intensa e riconosciuta. Basti pensare che sin dal 1500, tra i rigogliosi prati di Forni, la Serenissima Repubblica di Venezia si approvvigionava di erbe spontanee a fini farmaceutici e gastronomici. La festa delle erbe è legata anche alla memoria della magica notte di San Giovanni, che dopo il solstizio d'estate, quando la natura ha raggiunto l'apice della sua rigogliosità, inscenava 2 fondamentali riti di buon auspicio verso l'estate della siccità e dei temporali. Protagonisti erano la rugiada e le erbe. Dopo aver assorbito la magica rugiada di quella notte, erbe e fiori venivano raccolti dalle guaritrici popolari all'alba. Mentre la primogenita di ogni famiglia, con la rugiada bagnava il rametto di viburno appena raccolto ai margini del bosco, che così si trasformava in uno strumento contro i malefici, per le pratiche esoteriche affidate alle donne. A Forni di Sopra tutti andavano per erbe, anche i bambini, che già da piccoli esploravano il mondo attraverso il gusto, godendosi la dolcezza delle radici di felce dolce o l'asprezza rivitalizzante del pane vino o della cetosella. Erano però le donne a scegliere e a raccogliere le erbe. Sapevano che le erbe primaverili assolvevano 2 importanti funzioni: la nutrizione e la depurazione. Coprivano l'attesa dei frutti estivi con un efficace nutrimento, tradotto in zuppe e minestre profumate, e arricchivano il fisico con minerali e vitamine, quasi del tutto assenti nell'alimentazione invernale.
Da millenni alle piante erano attribuiti poteri magici e alle donne era affidata la magia nel duplice ruolo di maghe e streghe. A Forni di Sopra, infatti, la strega è chiamata maga, il cui lato divinatorio si ispirava proprio alle piante. Esperta nell'aggiustare slogature e curare ferite, aveva conoscenza pratica e profonda delle proprietà medicinali delle erbe, la chillea per guarire i tagli, la cetosella come antinfiammatorio e depurativo, il tarassaco come digestivo, la silene come diuretico. Risalenti a riti precristiani, stregoneria, sortilegio e magia delle guaritrici sciamane ebbero notevole diffusione sull'arco alpino perché svolgevano una funzione positiva per la comunità. Ancora oggi, simboli e secolari gesti apotropaici continuano ad esercitare la loro funzione protettiva. Sette feste per 7 emozioni. È il nostro messaggio di una rinascita che dal passato si rilancia nel presente. All'insegna della tipicità territoriale e della sostenibilità ambientale. Ma anche della salute, della socializzazione e del turismo lento.